All'indomani dell'incontro romano sull'autonomia, il ministro Boccia si dice sempre più convinto, intanto Zaia continua a risultare il più amato tra i governatori. Referendum, separazione tra Venezia e Mestre, maratona non stop di Antenna 3 domenica sera in diretta dalle 21:15, prima e dopo la chiusura dei seggi. 'Ndrangheta, blitz della Guardia di Finanza all'alba, disarticolato il clan calabrese dei Bellocco di Rosarno, arresti in tutta Italia e anche in Veneto. È stato fermato, arrestato e processato per direttissima il ladro seriale delle cicliste di Mestre in centro città. Si tratta di un 34enne italiano, ora in carcere a Venezia. Siglato a Palazzo Baldi un protocollo tra Regione e Guardia di Finanza in materia di sanità per la verifica di appalti, ticket e attività professionali. A tutti gli ospiti degli hotel sarà chiesto di versare €1 per aiutare Venezia colpita dall'acqua alta, ma c'è preoccupazione per le cancellazioni fino all'aprile 2020. Il Comune intende comprare il palazzo del Casino del Lido coi fondi della legge speciale, la denuncia del consigliere comunale dei 5 Stelle Sara Wiesmann. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In apertura c'è la politica con la battaglia per l'autonomia. Sono sempre più convinto della bontà della strada tracciata, l'ha ribadito oggi il ministro Boccia all'indomani dell'incontro romano sull'autonomia. Intanto il governatore del Veneto Luca Zaia continua a mantenere alto l'indice di gradimento tra i governatori. Vediamo. Lunedì porterò la legge quadro sull'autonomia in Consiglio dei Ministri. L'ha annunciato il ministro degli affari regionali Francesco Boccia dopo l'approvazione dell'accordo nella conferenza Stato-Regioni tenutosi a Roma con i vari governatori, tra cui il presidente Zaia. L'intesa potrebbe dunque essere i primi mesi del 2020. Le tempistiche che dà il ministro sono di gennaio-febbraio, quindi all'inizio dell'anno. Penso che sia verosimile che si possa assolutamente firmare un'intesa. Le ricordo che noi abbiamo presentato la nostra bozza di intesa ancora mesi fa, è una bozza di 68 articoli, per cui non c'è neanche da far fatica per scriverla. Zaia si chiede anche dove siano finiti ora gli esponenti pentastellati. Quando c'era il ministro Stefani, povera, che si è data veramente un grande da fare e ha attivato tutti i tavoli tecnici, ricordo che 3 volte al giorno c'erano 3 uscite differenti per parlare male dell'autonomia, del progetto di autonomia. Probabilmente hanno cambiato idea, folgorati sulla via di Damasco. Mentre sono in aumento le richieste da parte di molti altri presidenti di regione. Ormai potremmo dire che 17 regioni su 20 hanno avviato il processo di autonomia o ce l'hanno già come le 5 regioni autonome. Questo è la dimostrazione che non è assolutamente la secessione del nord, la secessione dei ricchi o altre boiate che ho sentito dire, visto e considerato che ci sono regioni del sud che chiedono autonomia. E a proposito di governatori, Zaia continua a risultare tra i più apprezzati con un punteggio pari a 66. Questo è il successo del lavoro della mia squadra, nel senso che siamo una squadra compatta, un grande giunta, grande consiglio, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ringrazio i cittadini, questa, se dà soddisfazione dall'altro, ovviamente ci impone ancora più responsabilità e ben venga, lavoreremo pancia a terra come al solito. Entra nel vivo il dibattito sulla separazione tra Venezia e Mestre. Un nuovo incontro si è tenuto al Teatro Corso di Mestre. A poche ore dalla chiamata al voto continua sempre più acceso e concitato il dibattito sulla separazione tra Mestre e Venezia. Al Teatro Corso si pare alzato sui sostenitori del sì, con Marco Sitran, Deborah Esposti e Giovanni Armellin, e quelli del no, con gli interventi di Lorenzo Colovini, Gabriele Scaramuzza e Marco Ticozzi. A moderare l'incontro il nostro direttore Luigi Bacialli. Vorrei dire che come l'altra volta, questo per conto noto deve essere un confronto del tutto imparziale, cioè io sono al di sopra o al di sotto delle parti, ovviamente non parteggio né per l'una né per l'altra. Grande partecipazione di pubblico con quasi 500 persone presenti per una capienza di circa 900 posti a sedere. Diversi gli interventi. Nel caso in cui dovessimo creare un comune della Venezia insulare, Venezia sarebbe irrilevante? Nel suo discorso di insediamento, ieri, la nuova Presidente della Commissione europea davanti al Parlamento europeo ha iniziato il suo discorso parlando di Venezia. E poi mi sono trasferita a Mestre. Contate questo, che mi ricordo che all'epoca io non mi vergogno a dire che sono venuta via da Venezia piangendo e baciando i muri. E avevo pensato a Mestre manco morta. Invece devo dire che mi sono affezionata tantissimo a questa
a questa bellissima parte della mia città. Dal palco anche scene da incubatore di comicità, con fischi e sprazzi di autentico dadaismo. Sidran, tu hai sbagliato secolo e mestiere, dovevi nascere nel Far West e vendere pomate per far crescere i capelli ai gonzi. No. Allora, signori, non degeneriamo, per cortesia. Tu non ti puoi permettere. Tu devi leggere la legge. L'ho letta. Te la spiego. No, l'ho letta. Un appuntamento, quello del referendum, che Antenna 3 seguirà in diretta domenica a partire dalle 21:15 per una maratona non stop, prima e dopo la chiusura dei seggi, collegamenti costanti con i nostri inviati per aggiornarvi sull'esito del voto e i commenti dei risultati. Parliamo adesso di 'ndrangheta, blitz della Guardia di Finanza anche in Veneto, disarticolato il clan dei Bellocco. Nel video dei carabinieri gli istanti che precedono la violenta aggressione da parte di 2 padovani affiliati alla cosca Bellocco dei calabresi di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, con il malcapitato che, preso anche a pugni, ha subito la frattura della mascella, per la quale si è reso necessario un intervento di chirurgia maxillofacciale di ricomposizione con una prognosi iniziale di 40 giorni, protrattasi poi per ulteriori 2 mesi, con compromissione della dentatura. Fatti risalenti al 19 giugno dell'anno scorso, 9 gli arresti eseguiti anche in Veneto sul mandato della Procura distrettuale antimafia, con il blitz all'alba della Guardia di Finanza, con coinvolte anche la Lombardia e la Calabria, con un totale di 45 arresti. Tra gli arrestati appunto anche i padovani Fabio Campagnaro di 50 anni e Alberto Reale 43 anni, gravitanti nel mondo dei reati fiscali e finanziari, che venivano assoldati dal clan dei calabresi dietro pagamento di un importo iniziale di 3.000 euro. Arrestati anche altri 2 veneti, Roberto Bortolotto 58 anni per detenzione illegale di un'arma da fuoco, la stessa con cui è stato minacciato di morte l'aggredito. Manette e polsi anche per Gianluca Vendrasco 40 anni della provincia di Treviso per traffico illecito di rifiuti. Era il terrore delle cicliste di Mestre, il suo modus operandi era sempre lo stesso, messo in atto a ripetizione. Da mesi si aggirava per Mestre in bicicletta, scippando la vittima di turno, sempre donna in sella, alla propria bici. Con mosse fulminee, senza dare nell'occhio, riusciva a rubare le borsette appoggiate nei cestini per poi darsi alla fuga e far perdere le proprie tracce. Ieri il suo arresto. Si tratta di un 34enne italiano fermato dalla polizia e oggi già in carcere a Santa Maria Maggiore. Ed è stato siglato questa mattina a Palazzo Balbi un protocollo tra Regione e Guardia di Finanza in materia di sanità. Sentiamo nel dettaglio di che cosa si tratta. Elevare il livello di legalità in questa regione. È l'obiettivo del protocollo d'intesa tra la Regione Veneto e la Guardia di Finanza regionale, siglato a Palazzo Balbi col governatore Zaia, per la verifica corretta degli appalti, dei ticket e delle attività professionali in materia di sanità. Quando la Regione dovesse ritenere al termine delle sue procedure amministrative, chiusura di un appalto in materia sanitaria, intervento chirurgico nei confronti di un soggetto che dice di avere il ticket, prima si opera, dopodiché laddove esistono dubbi viene investita la Guardia di Finanza, che nell'ambito delle sue prerogative controlla che il soggetto aveva titolo e quindi tutto si è svolto secondo legalità. Quindi partirà comunque tutto dalla Regione comunque? Assolutamente sì, la Guardia di Finanza è un organo di polizia che fa prevenzione e repressione. La repressione in questo caso avverrà solamente quando la Regione ci comunicherà qualcosa. Questo ovviamente fatto salvi i casi in cui noi autonomamente non sappiamo che ci sono situazioni strane e quindi procediamo autonomamente. Da gennaio 2018 a fine novembre 2019 i finanziari hanno controllato 800 posizioni, 750 per i ticket, 50 per spesa sanitaria varia, 600 dei quali risultati irregolari con la conseguente denuncia di 560 persone. La frode accertata è di 4.100 euro. I sequestri complessivi sono stati per 200.000.
È stata firmata l'ordinanza che disciplina i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande per la ricognizione dei danni per l'acqua alta. Approvati i bandi ai relativi moduli che da un lato privati associazioni senza scopo di lucro, dall'altro imprese ed enti potranno utilizzare per presentare la richiesta di contributo da lunedì 2 dicembre 2019 fino alle 13 del 20 dicembre sempre 2019, esclusivamente attraverso il sistema online su www.commissariodelegato.venezia.it. Negli avvisi allegati all'ordinanza ci sono tutte le informazioni del caso. Per agevolare i cittadini e fare chiarezza con una seria giornata di domande e risposte c'è una sezione del sito internet realizzata su indicazione del commissario a disposizione di cittadini e imprese, anche l'elenco dei documenti da raccogliere per facilitare la predisposizione della modulistica e i facsimile dei modelli da completare online da lunedì 2 dicembre. E a proposito di acqua alta, a tutti gli ospiti degli hotel sarà chiesto di versare €1 per aiutare la città così duramente colpita dal maltempo. Numerose donazioni sono già arrivate da tutto il mondo, ma c'è preoccupazione per numerose cancellazioni fino all'aprile del 2020. Ava for Venice. Numerose sono le nostre iniziative. Altre ce ne saranno, la prossima settimana il Consiglio direttivo si riunirà e delibereremo ulteriori iniziative anche relative al Natale. Ci sarà uno spettacolo dove appunto raccoglieremo offerte e verranno devolute a Venezia. Gli albergatori si mobilitano dopo l'alta marea eccezionale del 12-13 novembre per aiutare Venezia a risollevarsi. Ma intanto si deve già fronteggiare una raffica di disdette, non solo nell'immediato, che preoccupa molto gli addetti ai lavori. C'è stato proprio un blocco d'arresto sulle prenotazioni future, non solo quelle recentissime sotto data, ma anche fino ad aprile del 2020. Questa situazione ci preoccupa tantissimo per i 10.000 posti di lavoro, per le strutture. Parte così un messaggio rivolto a tutto il mondo dell'ospitalità. Chiediamo di passare questo messaggio, cioè quello di Venezia è sicura, è sempre bella, venitela a scoprire nuovamente. Già da questi primi giorni, dopo l'emergenza, sono arrivati importanti segnali di solidarietà. Devo ringraziare tutti coloro che in questo periodo hanno sostenuto da tutto il mondo Venezia, sono arrivati numerose donazioni dalla Russia, dall'America, diamo o inserendolo dentro il conto o semplicemente abbiamo creato delle piccole scatole da lasciare dove il cliente può donare un semplice euro che però fa la differenza. La differenza più grande la fa se i turisti sono numerosi, quindi vi invito nuovamente a venire a trovarci. E domani sera, a grande richiesta, torna alle 21:15 il documentario L'Apocalisse di Venezia, il racconto dei giorni che hanno messo in ginocchio la città con l'acqua alta di record. In primo piano nelle nostre edizioni straordinarie che vi hanno aggiornato ora dopo ora su quanto stava accadendo non solo nel capoluogo. Dopo i grandi ascolti di sabato scorso ci avete chiesto di rivederlo. Appuntamento dunque domani sera alle 21:15. Adesso per noi c'è la pubblicità, a dopo. Di nuovo in studio con la denuncia del consigliere 5 Stelle Sara Wiesman, secondo cui il Comune intende comprare il palazzo del Casinò del Lido con i fondi della legge speciale. Sentiamo. Se si parla di priorità, è questo in emergenza la priorità che ha il nostro territorio? L'amministrazione comunale ha intenzione di comprare il palazzo del Casinò del Lido utilizzando fondi di legge speciale. La denuncia è della consigliera del Movimento 5 Stelle Sara Wiesman, che si domanda perché il comune, che ha ricevuto soldi dal bando periferie e dal patto per Venezia per il recupero dell'immobile, utilizzi invece fondi destinati alla salvaguardia di Venezia. Comprare il palazzo del Casinò del Lido rispetto a soldi che dovrebbero andare per la salvaguardia di Venezia, per il recupero di canali, per il recupero delle case e di tutti quelli che hanno perso attività, hanno perso piani terra, hanno perso il loro spazio vitale. Non è l'unico rilievo mosso dall'esponente del Movimento 5 Stelle, che solleva anche una questione sul bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare a Murano. Sono stati messi dei criteri dove direttamente le famiglie sono
escluse. Perché? Perché il bando cosa dice? Che i componenti della famiglia non devono superare i 45 anni, almeno uno, anche se solo uno supera i 45 anni, questi sono esclusi dal bando. E all'anno ci siamo trovati famiglie che vivono al piano terra da anni e non riescono a trovare una casa differente. Con questo tipo di bando si sono fatti escludere direttamente anche quelle famiglie che da anni chiedono una nuova occupazione e una nuova residenza. Pensionato di San Donà di Piave, vittima di stalking e molestie da parte dei vicini di casa che lo hanno anche minacciato, accade in uno dei 15 alloggi dell'Ater di Viale della Libertà. Sono spaventato, sono terrorizzato, non si sa come prendere questa gente, perché sono andato anche a richiamarli un paio di volte e mi hanno affrontato di mettermi anche le mani addosso. Agire preventivamente per evitare di dire una tra le frasi più retoriche decisamente poco amate, te l'avevo detto. Questa è la storia di Aldo Tiozzo, pensionato settantenne di San Donà di Piave. Dopo un'attesa durata anni, finalmente ottiene la tanto agognata casa dove pensare di poter trascorrere in pace la propria pensione, l'alloggio Ater in Viale della Libertà. Io abito dal 1° luglio di quest'anno e insomma, ma dopo 12 anni di attesa, di domande di avere un alloggio del comune, me l'hanno dato. Vivere qui è diventato davvero insostenibile, dice. Io vittima di un vero e proprio stalking dei vicini del piano di sopra, aggressivi e violenti. E dopo una settimana che abitavo qua sono andato a reclamare in comune dal responsabile. Ma dal comune si sarebbe sentito rispondere picche. Io non sapevo, poteva chiedermi subito, altrimenti non sarei venuto ad abitare qui, capisce? E poi c'è il problema nel problema. Il pensionato attende da tempo la restituzione da parte del comune dei soldi sborsati di tasca propria per lavori di manutenzione straordinaria. A restituirmi questi soldi, questa riparazione, nessuno non si fa avanti. Insomma, il suo sogno di avere una casa si è trasformato in un vero e proprio incubo, tra problemi economici di convivenza con i vicini divenuti troppo molesti. Prima che possa accadere l'irreparabile, necessario e prioritario l'intervento del sindaco per scongiurare l'imponderabile. Man mano che abitavo ho sentito il problema. Qui sopra c'è 2 fattori psichiatrici all'ultimo piano, fratello e sorella, e che mi rendono la vita complicata, difficile, dispetti. Ospite di 2010 del nostro direttore Luigi Bacciali, il politologo Paolo Feltrinda. Adesso c'è il meteo, buon proseguimento con i programmi di Antenna 3. Bentrovati al meteo. Il tempo si mantiene stabile sul nostro territorio, sarà un sabato all'insegna del sole prevalente. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento con cielo al massimo poco nuvoloso, salvo per qualche foschia e nube bassa al mattino, specie sulle pianure meridionali e sulle aree costiere, ma in rapido dissolvimento. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra -1 e 7 gradi, valori massimi sostanzialmente stazionari tra i 9 e i 12 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia con tempo stabile, sarà infatti soleggiato salvo per innocui addensamenti, specie sui settori costieri della nostra regione. Temperature minime tra 4 e 8 gradi, massime sui 13 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà il sole a prevalere come vediamo un po' su tutti i settori. Temperature minime intorno a -1 grado, massime tra 11 e 12 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento, arrivederci.